Specializzati in rapine, furti ed estorsioni, una persona è stata arrestata, il capo della banda, 6 invece sono gli indagati. Si tratta di malviventi trasfertisti che colpivano fra Friuli, Venezia Giulia ed il Veneto. Secondo gli investigatori stavano progettando una grossa rapina a mano armata nel nord Italia per le vacanze natalizie. Dopo una lunga serie di indagini è scattato il blitz. Le squadre mobili di Pordenone, Venezia, Napoli e Varese hanno effettuato l'arresto nella città partenopea del capo della banda e le perquisizioni nelle abitazioni dei complici, ora indagati in stato di libertà. Secondo gli investigatori sarebbero loro gli autori di un grosso furto in abitazione commesso nella provincia di Pordenone. I malviventi in quell'occasione riuscirono a portare via diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma sarebbe il capo della banda l'autore della rapina a mano armata messa a segno lo scorso 29 agosto ai danni di un compro oro di Mestre. I malviventi partivano dalla Campania per raggiungere Veneto e Friuli, dove colpivano abitazioni e negozi, poi rientravano nelle loro case.